questa vetrina le rocce e i fossili che abbiamo raccolto attorno alla Val Gardena raccontano uno degli eventi principali della storia antica delle Dolomiti, cioè la differenziazione tra due ambienti molto diversi tra di loro, le piattaforme carbonatiche che si trovavano a pelo d'acqua, intercalate da bacini molto profondi, anche diverse centinaia di metri, che oggi corrispondono sostanzialmente alle vallate che separano i massicci dolomitici. La vetrina è chiaramente suddivisa in tre parti, una parte inferiore e due parti superiori che sono affiancate e identificate da colori diversi, proprio per mostrare come sia nel passato che oggi ambienti diversi possano coesistere. Siamo all'inizio del Triassico medio, quando ormai è terminata la prima fase marina del Triassico e tutta l'area che oggi è rappresentata dalle Alpi calcaree meridionali sostanzialmente emerge dal mare, diventa continentale ed è sottoposta a un'erosione più o meno spinta. Il risultato di questa erosione sono spesso dei conglomerati, quindi delle rocce clastiche, formate dai ciotoli portati dai fiumi, dai torrenti, e in Dolomiti queste rocce vengono denominate conglomerato di Richthofen, che spesso assume delle colorazioni rossastre, come si può vedere da questi campioni. Subito dopo, siamo ancora nell'Anisico, quindi un po' più di 242 milioni di anni fa, il mare ritorna ad occupare tutta l'area dolomitica, con un ambiente di acque relativamente poco profonde, con una deposizione di calcari che qualche volta poi vengono trasformati in dolomie, e questi ambienti di acque basse erano spesso ricchi di alghe calcaree che si possono vedere, i cui resti perlomeno si possono vedere qui in questi campioni, di queste dolomie bianchissime, molto belle, che si trovano sia nella zona del Seceda sia al di sotto dell'Alpe di Siusi. I campioni poi più belli li possiamo trovare in tutte le Dolomiti. Le alghe calcaree non le troviamo dappertutto, qualche volta non si sono conservate, non sappiamo se c'erano dappertutto e non si sono conservate o se in alcune aree non c'erano e in altre sì. Attorno al limite anisico-ladinico, quindi a metà del Triassico superiore, circa 242 milioni di anni fa, questa omogeneità si rompe in un certo senso, si ha una grossa differenziazione tra ambienti diversi, testimoniati da questa parte della vetrina superiore anche dai colori diversi. Vediamo la parte più chiara che rappresenta le grandi piattaforme carbonatiche, quindi l'ambiente marino a pelo d'acqua, mentre il blu rappresenta l'acqua, diciamo, dei bacini più profondi, che potevano essere profondi anche 500 metri o di più. Le piattaforme carbonatiche sono questi ambienti particolari, ricordiamo anche che eravamo in un clima tropicale, che restano a pelo d'acqua comunque a pochi metri di profondità. In questa prima parte di quella che i geologi chiamano Dolomia dello Sciliar, che possiamo trovare appunto sullo Sciliar, ma sul Saslong o sulle Odle, i fossili che troviamo sono abbastanza rari, di solito mal conservati, salvo qualche eccezione in Marmolada o in Lombardia. Questa povertà, in un certo senso, dei fossili rappresenta una situazione originale, cioè in questo momento queste piattaforme carbonatiche erano caratterizzate soprattutto da ambienti poveri di vita, appunto, e generalmente erano organismi unicellulari, batteri, cianobatteri, alghe blu-verdi, eccetera, che generavano questo sedimento calcareo e poi contribuivano direttamente anche alla litificazione, cioè cementavano questo sedimento e formavano la barriera corallina. Non per niente le chiamiamo biolititi o microbiolititi, quindi biologico, litos, roccia. Contemporaneamente
di fianco avevamo questi bacini profondi, dove la vita era essenzialmente nelle parti più alte, di solito nei primi 20-30 metri di acqua, e lì avevamo i rettili marini, i cui resti li possiamo vedere poi in un'altra vetrina, e sono il grande itiosauro del Seceda, resti di pesci e soprattutto ammonoidi. Questi animali che vivevano nelle acque superficiali, dopo la loro morte potevano cadere al fondo e conservarsi grazie alla carenza di ossigeno che c'era al fondo, che è testimoniata anche dalla presenza di questi calcari ben stratificati, nerastri, scuri, che noi abbiamo attribuito alla formazione di Buchenstein. Questa fase, a metà circa dell'Adinico, termina con l'arrivo di effusioni vulcaniche. C'è un grande evento vulcanico che ha il suo centro in Val di Fassa, tra Predazzo e i Monzoni, ma le lave che fondevano sul fondo del mare ad almeno 500 metri di profondità, e lo possiamo dire dal tipo di struttura di queste lave, dette lave a cuscino, arrivano anche qua in Val Gardena, soprattutto sull'Alpe di Siusi, ma arrivano fino ai pressi dell'arrivo della funivia del Seceda.